All'1 di notte, l'1:30, siamo stati avvisati dalla vigilanza che c'era un allarme. Ho guardato immediatamente le telecamere di sorveglianza e mi sono accorto che c'era un principio di incendio proprio localizzato sui furgoni che sono alle mie spalle. E immediatamente ho chiamato i vigili del fuoco e siamo venuti qua e l'incendio per fortuna si è limitato all'area fuori del negozio e invece però il calore ha reso inutilizzabile tutto l'impianto fotovoltaico che abbiamo sopra il tetto, che è di oltre 100 kg. Le fiamme sono divampate alla cooperativa agricola produttori Castellana in via Bordignoni intorno all'1 di notte, pare da un furgone parcheggiato sotto la pensilina, per poi propagarsi successivamente al magazzino comunale che conteneva i materiali del palio di Castelfranco e salire fino al tetto, devastando l'impianto fotovoltaico. I fumi hanno invaso anche il punto vendita che sarà riaperto solo dopo la bonifica. Nessun danno alle persone, ma danni materiali ingentissimi. Ci sono volute 6 ore, 10 mezzi e 30 vigili del fuoco arrivati da Castelfranco, Asolo, Montebelluna, Treviso e Cittadella per spegnere le fiamme. È un danno abbastanza importante, oltre al fatto che quei 2 furgoni li dobbiamo ricomprare e vedremo cosa deciderà il comune, perché noi siamo in affitto dal comune, in merito a quel pezzo di pensilina che è stata sottoposta alle fiamme, capire se tornerà agibile, se è agibile. Ora è stata recintata dai vigili del fuoco che sono stati veramente straordinari, tutta la notte presenti e soprattutto competenti. Li voglio ringraziare proprio per la loro solerzia e competenza. Lo stabile è di proprietà comunale, la cooperativa ne ha la gestione e paga un affitto. Ora bisognerà capire tra contratti, assicurazioni e polizze l'entità dei danni e dei risarcimenti. Sull'origine fortuita Gerolimetto ha dei dubbi, mentre i carabinieri in una nota successiva confermano già di stare indagando per cause dolose. È un cortocircuito? Non credo. Il furgone che era parcheggiato da cui sarebbe partito l'incendio era fermo da 4 giorni, quindi immagino che non sia un'autocombustione. Abbiamo l'impianto di videosorveglianza e stiamo raccogliendo le immagini delle telecamere e le passeremo alle forze dell'ordine per le loro valutazioni. Noi siamo qua da 50 anni, mai successo nulla. Abbiamo sempre avuto la benevolenza di tutti e quindi non mi spiego questo tipo di comportamento nei confronti di una realtà cooperativa che è presente da 50 anni in quest'area. E poi c'è il materiale del palio di Castelfranco, depositato lì dall'associazione che lo organizza, tutto in legno. Gran parte del fuoco è stato generato dal magazzino comunale che raccoglieva tutte le attrezzature che adopera il palio e quindi vari catapulte e tutte quelle attrezzature che adopera il palio per la manifestazione del palio, che sono andate completamente distrutte e hanno alimentato notevolmente l'incendio. Affranti gli organizzatori che in una nota social confermano il senso di spaesamento, ma confermano anche che la loro passione, questo fuoco, l'ha solo alimentata.